Dopo il successo della proposta che ha registrato la scorsa stagione il tutto esaurito, tornano i treni storici che conducono alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, dai siti UNESCO ai borghi più belli d'Italia, dai villaggi marinari alle rievocazioni storiche, dagli itinerari guidati alle sagre ai grandi eventi sportivi. Si tratta di un'iniziativa che prevede la collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione FS con il supporto tecnico operativo di Promo Turismo FVG. Gli obiettivi sono quelli di promuovere il territorio, di incentivare il trasporto ferroviario a favore di un modello di turismo più sostenibile e lento, grazie ad un'offerta ampia di qualità, ad una tariffa speciale che include programmi a terra gratuiti come visite guidate e attività naturalistiche e alla possibilità di portare con sé la bicicletta. Tante meraviglie si potranno scoprire anche il 19 maggio in occasione della festa delle orchidee, quando da Trieste Centrale partirà il treno delle orchidee diretto ad Osoppo, risalendo la tratta via Cervignano Udine e dopo l'inversione alla stazione di Gemona del Friuli il treno arriverà al capolinea. Sempre con partenza da Trieste Centrale via Gorizia Udine diretto a Sacile il treno dei Giardini che il 26 maggio partirà alla scoperta delle ricchezze naturali ed enologiche di quest'area della regione in occasione della manifestazione Cantina Aperte. Anche per giugno, luglio ed agosto in programma diversi treni storici a trazione a vapore, termica, elettrica, alla scoperta delle bellezze della natura, della storia del Friuli Venezia Giulia. Non resta che dire, in carrozza!